Agricoltori sul piede di guerra. Alla Fiera Agricola di Verona si sono presentati da tutto il Veneto, una settantina la delegazione vicentina, armati di cartelli e fazzoletti gialli per lanciare il loro grido d'aiuto. La cimice asiatica li sta mettendo in ginocchio, particolarmente difficile combatterla. L'insetto killer attacca ogni tipo di raccolto, dalla frutta ai cereali, invade rapidamente nuovi territori saccheggiandoli, è particolarmente resistente ai trattamenti fitosanitari e l'inverno caldo non ha fatto altro che favorirne la sopravvivenza. La cimice asiatica è diventata una vera e propria calamità naturale, provocando un danno a livello nazionale di 741 milioni di euro. In Veneto significa un costo per il mondo agricolo di 175 milioni di euro spalmato su circa 7.800 aziende agricole del territorio. Un'invasione di insetti, organismi alieni che arrivano nelle nostre campagne dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi e che provocano a loro volta effetti gravissimi sul piano ambientale, paesaggistico ed economico, con un impatto pesante anche sul piano dell'occupazione. La Coldiretti chiede strategie e azioni di contenimento dell'insetto con un programma di trattamenti fitosanitari di sperimentazione su insetti antagonisti e un maggior controllo sulle importazioni. Dalla Regione Veneto la richiesta di azioni per dare respiro alle aziende agricole in difficoltà. Serve la sospensione immediata dei contributi, dei mutui, di tutte le faccende che hanno le nostre aziende agricole da pagare, ma soprattutto, me lo lasci dire, serve un intervento straordinario come calamità. E appelliamoci al Fondo Nazionale di Solidarietà Nazionale, non bastano 80 milioni, ma bisogna assolutamente provvedere a uno stanziamento di almeno 300 milioni all'anno per almeno 4 annualità.